La risorsa giovani è sempre più scarsa. La cosa interessante è un effetto nascosto, quello che sta avvenendo nel mercato del lavoro. È paradossale che abbiamo toccato numeri record, più di 24 milioni di occupati, che però non sfiorano minimamente i giovani. Tutta la nuova occupazione creata nello scorso anno in Italia ha riguardato persone over 50 anni. Numeri chiarificatori e anche un po' spaventosi, quelli messi in luce nel convegno tenuto a Santa Caterina. Il direttore del Censis non lascia aperte grandi speranze sul futuro che attende i pochi giovani rimasti in Italia dopo il calo demografico e l'espatrio verso paesi che offrono migliori prospettive. L'ultimo anno abbiamo toccato un numero record, più di 157.000 italiani hanno trasferito la residenza all'estero. Ecco, qual è il punto chiave? Che i giovani sono pochi. Questo significa che rappresentano un bacino elettorale poco interessante per l'offerta politica, perché sono pochi, diminuiscono nel tempo, e questo spiega anche l'assenza di vere e proprie politiche giovanili nel nostro paese. Oggi il 36% delle famiglie in Italia è unipersonale, tra anziani rimasti soli o single che ce la fanno, la solitudine è quella che la fa da padrone. Le coppie con figli sono solo il 29% del totale, mentre il resto è costituito da coppie senza prole, un quadro sul quale la politica deve intervenire, come hanno chiesto i numerosi giovani intervenuti che non vogliono arrendersi alla tragedia dei numeri e che hanno rivendicato spazi ed entusiasmi. Dobbiamo assumerci responsabilità e insieme creare delle prospettive perché effettivamente possano rimanere ed essere felici nel nostro territorio. Dobbiamo dare delle risposte sulle politiche dell'abitare, sulle politiche del trasporto, della mobilità, sulle politiche del lavoro e della possibilità di contemperare la famiglia con le esigenze lavorative. La fortuna della mia delega mi fa incontrare ogni giorno tanti giovani all'interno delle scuole ma anche all'interno delle realtà associative, del progetto Giovani, e incontro giovani motivati, giovani che hanno voglia di mettersi in gioco, giovani che cercano opportunità, e quello che abbiamo cercato di fare in questo mandato con la Giunta Conte è stato proprio quello di metterci in ascolto, di creare con loro un dialogo attivo, costruttivo, che mettesse al centro le loro esigenze, che creasse per loro opportunità, e quando l'abbiamo fatto i giovani non ci hanno mai deluso. Dobbiamo dare meno importanza ai fatti negativi e dobbiamo far emergere ciò che di positivo i giovani possono dire, e questa mattina lo abbiamo ascoltato.